Durante l'incontro del Trittico Vitivinicolo Veneto, il terzo incontro che si è tenuto questa mattina, come economia abbiamo presentato i risultati dell'Export Veneto nell'anno 2024, per cui abbiamo i dati a consuntivo e le prime tendenze per quanto riguarda il 2025. L'andamento delle esportazioni del vino veneto è stato molto positivo anche nei primi 3 trimestri del 2025. Abbiamo segnato un più 0,5% al terzo trimestre 2025 rispetto al terzo trimestre 2024, con un fatturato complessivo da esportazione pari a 2,16 miliardi di euro. Teniamo presente che il consuntivo delle esportazioni è stato pari a 3 miliardi di euro nel 2024, quindi insomma il dato risulta rispecchiare anche nel 2025 quello del 2024, con buone performance per il mercato vitivinicolo veneto. I principali paesi esportatori sono gli Stati Uniti, il primo mercato di riferimento appunto per il Veneto, seguito appunto da Germania e Regno Unito. Il dato comunque manca ancora dell'ultimo trimestre del 2025. Pensiamo che possa essere in leggerissimo calo per via appunto dell'entrata in vigore dei dazi statunitensi. Ciò nonostante il mercato del vino è molto aperto, le nostre imprese si stanno espandendo su tutta una serie di altri mercati, di altri paesi che al momento non incidono molto in termini di quantitativo complessivo, ma che però possono rappresentare un ottimo mercato di sbocco in caso appunto di diminuzioni nel mercato statunitense.